Tanto buongiorno a tutti dalla sfilata di Conegliano, siamo in piena sfilata tra due ali di folla. Noi prevediamo qui circa 35.000 persone oggi, quindi ad applaudire i 16 carri e gruppi che stanno sfilando in questo momento. Come mi è stato giustamente ricordato, noi qua stiamo festeggiando il 30ª edizione del Carnevale di Conegliano, che è nato appunto nel 92 su iniziativa di 3 persone, tra i quali Luigi Dorigo, che abbiamo prima festeggiato consegnando una targa di cordo, perché se siamo qui a festeggiare il 30° è perché qualcuno 30 anni fa ha realizzato la prima edizione. Quindi diceva che c'era un po' di gente da qui fino al negozio di giocattoli, che è circa 300 metri fin qua. Adesso abbiamo 2 chilometri di persone, quindi godetevi questa sfilata, guardate appunto i filmati riassuntivi che appunto QDP News realizza, perché sono fatti in maniera molto appassionata e vi dà l'idea di cosa appunto vi siete persi se non siete venuti qui. Beh, allora si faceva i carri allegorici del quartiere con le attività della campagna, della stalla, perché 50 anni fa era quello il divertimento, no? Mentre poi siamo passati con i corsi di cartapesta, abbiamo fatto i corsi di cartapesta, sono un insegnante di corsi di cartapesta e poi siamo passati ai carri mascherati della cartapesta con le figuranti, che è tutta una cosa diversa. La carnevale è un divertimento per i bambini e per gli anziani, e voi che fate la trasmissione che arriva nelle famiglie, ricordatevi sempre che le persone anziane hanno il diritto di vedere queste cose. Porta allegria, gioia e simpatia. Beh, una grande emozione, soprattutto una grande felicità vedere tutta questa gente a Conegliano oggi nel 30ennale di Carnevale di Marca. Era un'emozione unica che volevamo provare oggi, perché è un avvenimento che ricorre, ripeto, una volta ogni 30 anni, ma soprattutto un modo per uscire da 3 anni di pandemia che hanno segnato tutti. Rivedere oggi i bimbi felici, ma anche gli adulti, tornare con i cuori di bimbi qua al centro Conegliano è meraviglioso. Beh, tanta direi, soprattutto considerato che quando Conegliano chiama il territorio risponde. Dopo 3 anni di stop di un carnevale di questo tipo, vedere così tanta gente rallegra anche chi amministra la città, perché non è facile organizzare eventi e soprattutto non è facile organizzare degli eventi che abbiano il loro appeal. Il carnevale porta le famiglie, porta i bambini e sicuramente questo è sempre un grande successo. Il mondo dell'associazionismo, noi lo diciamo da sempre, è il cuore pulsante di ogni comunità. Se noi non avessimo le associazioni, gli alpini e tutti i volontari che ogni giorno si adoperano perché ci siano eventi in città, ovviamente questo non ci porterebbe ad avere il risultato che oggi vediamo.